Buongiorno a tutti, buongiorno, mi sentite bene? Penso di sì, no? Buongiorno, tu che sei a casa, come state? E è bello essere qui oggi, adorare il nostro Dio e vivere questa esperienza di lode e adorazione a Lui. Man mano le cose cominciano a tornare alla normalità, speriamo che sia un po' più permanente, no? Non come l'anno scorso che sembrava che era tutto normale e dopo ottobre e novembre nuovamente una situazione delicata. Leggiamo o Salmo 86. Apriamo le nostre Bibbie, Salmo 86. Oggi parliamo di un sollievo. Staremo camminando oggi di un Dio che ti dà un riposo, un sollievo. E la Chiesa è chiamata a manifestare alle persone questo sollievo. Salmo 86. Porge orecchio, Signore, e rispondemi, perché io sono povero e bisognoso. Protegge l'anima mia, perché ti amo. Dio mio, salve tuo servo che confida in te. Abbi pietà di me, Signore, perché io grido a te tutto il giorno. Rallegra l'anima del tuo servo, perché a te, Signore, io elevo l'anima mia. Poiché tu, ó Signore, sei buono, pronto a perdonare e misericordioso verso quanti ti invocano. Porge orecchio, Signore, alla minha preghiera e sii attento alla voce delle mie suppliche. Io ti invoco nel giorno della mia angustia, perché tu mi risponderai. Non c'è nessuno pari a te fra gli dei, ó Signore, e non ci sono opere pari alle tue. Porge orecchio, Signore. Versetto 17. Mostrami un segno del tuo favore, così quelli che mi odiano si vergogneranno, vedendo che tu, Signore, mi soccorri e mi console. Quando eu leggo um salmo como este, quando eu penso no nosso Dio, eu comincio a pensare nella nostra storia e nella nostra vita. Io non lo so la tua vita, ma come tante volte esiste questo io grido. La mia preghiera è tutto il giorno. Io grido tutto il giorno. Rallega l'anima mia. Quando passiamo delle circostanze e situazioni e non troviamo una risposta, una soluzione, un grido d'anima è che ci porta a sentire un Dio che ti dà il sollievo. Così tante volte passiamo dei momenti difficili e la nostra risposta è una, gridare al Signore, e è Lui che porta il soccorso e è Lui che consola. È Lui che usa delle persone per darci il soccorso. È Lui che usa delle persone per darci il consolo. Quante volte in un momento di difficoltà troviamo qualcuno che uno sguardo, una parola ci dà veramente un consolo, un conforto. Così è essere Chiesa, così è vedere e sentire la presenza del Signore, così è sentire che Lui c'è e usa le persone per darci un consolo. Siamo qua oggi, questa mattina, a adorare il nostro Dio. Siamo qua oggi, questa mattina, a manifestare gloria a Lui. Perché tante volte arriviamo qua con il nostro cuore con tante difficoltà, tribulati, soffrenti, ma è un grido che ti dà un sollievo. E è così che possiamo vivere questo culto oggi, in adorazione ao nostro Dio. Amém? Possiamo adorare il nostro Dio? Chiudi i tuoi occhi. Tu che sei a casa, chiudi i tuoi occhi. E che noi possiamo pregare adesso ao nostro Dio.
e cercare in Lui questo consolo, cercare in Lui questo soccorso. Dio è pronto a perdonare, Dio è misericordioso verso quanti li invocano. Signore, porge orecchio alla mia preghiera. Nosso Padre, tante volte viviamo delle situazioni che sono difficili. Io lo so, Padre, che Tu lo permetti. Perché, oh Padre, noi non possiamo avere nostalgia di questo mondo. Perché il nostro sguardo è una eternità con Te. Il nostro desiderio è la Tua presenza eterna. Perciò, Padre, tante volte viviamo delle circostanze, situazioni che Tu dici, è così. In modo che eu possa imparare in quel momento che o meu mundo, la minha storia è una eternità con Te. Io ti ringrazio, oh Padre, perché Tu sei il Dio che prende cura, ti sostiene. E sei Tu, oh Padre, che usa le nostre vite alle guarigioni, alle trasformazioni, al consolo degli altri. E noi siamo ancora in questo mondo, oh Padre, per portare una parola di trasformazione. Usa la Tua Chiesa, il Tuo popolo. Usa ciascuno di noi a vedere le circostanze come un'opportunità di portare la Tua parola di consolo, la Tua parola di trasformazione e di salvezza. E oggi, oh Padre, stiamo offrendo a Te questo culto, solo a Te. È la nostra offerta di vita a Te, è l'adorazione, è la consacrazione, è il ricordare quello che Cristo ha fatto sulla croce, è ricordare il perdono dei nostri peccati. Siamo qui ad adorarti, siamo qui, oh Padre, a vivere questa esperienza con Te. Siamo qui, oh Padre, a vivere questa gioia in Te insieme ai nostri fratelli e sorelle. Siamo qui, oh Padre, per dire che Tu sei il Re dei Re. Siamo qui per dirti che Tu sei il Signore dei Signori. Siamo qui, oh Padre, per aprire il nostro cuore e la nostra bocca, nonostante una mascherina, ma per lodarti, oh Padre, con la sincerità del cuore. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? Possiamo stare in piedi? Já fatto un sguardo alla persona al tuo fianco con un sguardo di una parola di adoriamo il Signore? Benvenuto, benvenuta. E che noi possiamo vivere questo culto con gioia, con allegria e aprire il nostro cuore a Lui. Adoriamo e cantiamo questo cantico con tutta la gioia in celebrazione al nostro Dio. Amém, Chiesa? Amém? Trono vieni celebrar. Vieni davanti al trono, vieni celebrar. Vieni davanti al trono, vieni celebrar. Con le tue mani, con il corpo tu puoi adorare, adorare il Re dei Re, Principe di pace, Adonai, onnipotente Dio, il Signore Shaddai. Vieni, i tuoi peccati solo Lui può perdonare, perché il suo potente sangue ti può trasformare, trasformare. Lo chiamo il Re, Principe di pace, Adonai, onnipotente Dio, il Signore Shaddai. Il suo nome durerà in eterno e tutte le nazioni lo proclameranno. Il suo nome durerà in eterno e tutte
lo proclameranno, il suo nome durerà in eterno e tutte le nazioni lo proclameranno, il suo nome durerà in eterno e tutte le nazioni lo proclameranno, il suo nome durerà in eterno e tutte le nazioni lo proclameranno. Aleluia, teu nome, Senhor. E noi possiamo usare le nostre mani e celebrare il nome del Signore questa mattina con gioia e con allegria. Stabile non cambia come una montagna su cui fermo sto. Quando io ti vedo il tuo amore brilla come una canzone che rilascia in me. Alleluia, alleluia, alleluia. Canta in me il tuo amore. Alleluia, alleluia. Come questa gioia sale dentro me, il tuo amore agisce come un mistero che mi porta in alto e libero mi fa. Alleluia, 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 canta in me il tuo amore. Alleluia, alleluia, alleluia. Aleluia, teu nome, Senhor. Alleluia, alleluia, alleluia. Aleluia, teu nome, Senhor. Canta in me il tuo amore. Alleluia, alleluia, alleluia. Canta in me il tuo amore. Alleluia, alleluia, alleluia. Canta in me il tuo amore. Alleluia, alleluia, alleluia. Canta in me Solo la Chiesa. Alleluia, alleluia. Canta in noi. Alleluia, alleluia, Insieme. alleluia, 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 canta in me il tuo amore. Alleluia, 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 canta in me il tuo amore. Amém. La parola del Signore Marco dice così, che il Signore prima di andare, subito dopo quando è andato, ha passato Gerusalemme, è entrato in Gerusalemme e li hanno accolto con tutte quelle belle palme. Il Signore Gesù ha avuto fame
ed ha trovato questo fico, quest'albero di fico, che era bellissimo, e lui è stato attratto di quelle foglie, e il Signore è andato lì e ha visto questo albero bellissimo e ha pensato: sarà pieno di foglie, sazierà la mia fame. È andato là e non ha trovato neanche un frutto, e lì il Signore si è arrabbiato, no? E noi pensiamo: ma Gesù, il mio Signore è buono, il Signore che ama, come fa una cosa del genere? E il Signore ci avverte che le apparenze non sono niente, le apparenze sono il nulla. E se tu ti stai alimentando, ti stai rallegrando insieme ai fratelli, ricevi la parola del Signore, io sono così felice, ma poi i frutti non vengono, è annullato, è tutto nullo, perché il Signore dice che tu devi dare da bere, tu devi dare da mangiare. La Chiesa, la parola Chiesa è portata fuori, è andare fuori, e questo è il significato della parola. E il tuo testimone, quello che vivi di bello, tu devi far vedere le persone. E quindi se tu hai gioia questa mattina, lo puoi anche manifestare, perché tu hai il diritto. In questo paese noi siamo liberi per professare la nostra fede in nome del Signore Gesù Cristo, e noi abbiamo questa libertà per fare. E i frutti noi dobbiamo far vedere, perché le persone devono essere alimentate da noi tramite lo Spirito Santo di Dio, che ci trasforma e passa a queste persone. Questa mattina, Signore, noi vogliamo la tua presenza. Questa mattina noi vogliamo, Signore, che tu ci insegni a trasformare le nostre vite, affinché questa trasformazione possa anche trasformare altre persone, e che il Signore possa usarci ogni giorno di più. E per questo questa canzone dice: Signore, io voglio te, Signore, io cerco te, perché noi abbiamo accesso alla fonte per dopo distribuire questo amore di Dio. Alleluia! Adesso con tanta gioia, con tanta allegria, noi celebriamo il nome del nostro Signore Gesù. Ti cerco, vengo a te, Signore. Io ti cerco e adesso aspetto te, rivelati a me, Signore, voglio te. Alleluia! Signore, ti voglio sentire te, io voglio più di te. Voglio toccarti,
niente può fermarmi perché sto seguendo te. Signore, voglio te. Signore, voglio sentire te. Io voglio più di te. Voglio toccarti, vedere il viso tuo. Signore, voglio te. Solo la Chiesa. Signore, voglio toccarti, Signore. Signore, voglio sentire te, io voglio più di te. Voglio toccarti, vedere il viso tuo, Signore, voglio te. Amém. Alleluia al tuo nome, Senhor. E Giovanni 15 c'è scritto così: io non vi ho più chiamati servi, perché il servo non sa quello che fa il suo Signore, ma vi ho chiamato amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che udite dal Padre mio. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andate e portate frutto e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiedete al Padre nel mio nome Egli ve lo dia. Questo vi comando, chiamate uni agli altri. Amen. È lo Spirito del Signore, lo Spirito Santo che il Signore ci ha lasciato, che ci consola, ci insegna. E Signore, noi chiediamo la tua presenza in mezzo a noi, che possa trasformarci. Noi sappiamo che tu ci sei e noi chiediamo la tua trasformazione, noi chiediamo la tua unzione nella tua Chiesa, affinché noi possiamo essere trasformati dal tuo amore e portare frutti, Signore, fuori di qui e in mezzo alla tua Chiesa. Non c'è nulla che sia pari a te, non c'è nulla che dia la speranza viva. La presenza tua. Alleluia con noi, Signore. Solo con te sento l'amore che porta la libertà e la vergogna di stare. La presenza tua. Alleluia. Spirito
si appari a te, non c'è nulla che dia la speranza viva. È solo la tua presenza, Signore. La presenza tua. E sono con te, sento l'amore che porta la libertà e la vergogna disfa. Solo la tua presenza, Signore. La presenza tua. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa, i nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signor, con la tua presenza riempici di te. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa, i nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signor, con la tua presenza riempici di te. Di te. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa, i nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signor, con
Em nome de Jesus. Amém. Amém. La Chiesa può sedere. Sì. Amém? Preghiamo. Riempiti, Santo Spirito. Camminare nello Spirito, vivere nello Spirito. Non soddisfare i desideri della carne. Manifestare il frutto dello Spirito. Vivere una vita essendo guidati dalla tua presenza di te. Quello che desidera, Padre, il tuo popolo, la tua gente, la tua Chiesa. Camminare sotto la guida dello Spirito è vivere un nuovo mondo. È il mondo spirituale che i nostri occhi ancora non vedono. Ma vivere un mondo dove c'è una sorpresa tua spirituale. Un'avventura tua. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém, Chiesa? Bello adorare il nostro Dio. Stavo guardando adesso il nostro culto online e può darsi che ci sono tante persone che non sanno, ma c'è un maialino. Che cosa fa quello maialino lì? Tu che sei a casa, ou tante volte tu vedi, c'è un maialino, è un'offerta missionária. E nós stiamo aiutando in Siria e soprattutto tante vedove che hanno perso i mariti nella guerra di Siria, e ci sono delle chiese che stiamo costruendo, le famiglie, scuola, ospedali. E ti ricordate che noi anche aiutavamo missionari nel Tagikistano? La nostra giunta missionaria mi ha chiesto un mese fa: Pastore Caio, possiamo in questo momento fare un altro appoggio? Perché la situazione è molto critica in Venezuela. E noi, come giunta missionária, nós stiamo con un grande numero di bambini in Venezuela senza appoggio. E quello che avete raccolto, circa l'ultimo mese, non mi ricordo, 2.000 euro l'ultimo semestre, in Venezuela farà una grande differenza. Così ho detto a loro, io penso che la Chiesa dirà Amen. Così noi stiamo adesso, questo maialino, portando anche appoggio ai bambini in Venezuela. E abbiamo tante sorelle qua venezuelane, fratelli venezuelani. E ho detto a loro, abbiamo dei fratelli e sorelle venezuelane che ameranno questa proposta. Penso di sì, no? E così questa risorsa di questo maialino, metà andrà in Siria e metà noi staremo portando in Venezuela, ok? Che sarà un grande appoggio anche per quelli che stanno soffrendo. È la Chiesa presente. Siamo qua in questa base, ma siamo presenti in Siria e siamo presenti in Venezuela anche. Ma il Tagikistano, l'opera missionária continua in mezzo ai talebani. E continuiamo a pregare, continuiamo a servire. Ok, oggi stiamo lavorando o senso di Chiesa, o último mese. Da luglio in poi noi staremo lavorando no senso di una parola che non esiste in italiano. Italiano, per favore, create questa parola. La parola si chiama mentoria. Abbiamo parlato di mentori, di consiglieri, ma la parola mentoria, ossia il senso di camminare con qualcuno, essere, tra virgolette, sottomesso a qualcuno, non esiste in italiano. Può darsi che noi possiamo creare questa parola in italiano. Abbiamo dei mentori. E próximo mês estaremos lavorando da luglio in poi, un bel periodo, su personaggi biblici che devono essere i nostri mentori. Ok? E essere guidati da un Salomone, essere guidati da un Davide, da un Giuseppe, da un Paulo. E staremo lavorando tudo com esse personaggi, in quello che loro hanno fatto in modo giusto, ma anche le cose che loro hanno sbagliato, soprattutto lì. E quanto è prezioso non commettere gli stessi sbagli loro. Così staremo lavorando da luglio fino a ottobre su questi tanti personaggi biblici. Ma stiamo finendo questo periodo di Chiesa che è presente nella storia delle persone. E oggi una Chiesa che porta sollievo. Una Chiesa che vede le persone ammalate, sofferenti, ma delle persone che desiderano un cambiamento e vogliono veramente un sollievo nella sua storia. Leggiamo Matteo 11, 28 a 30, un testo che noi conosciamo. Matteo 11.
28 a 30. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi. Che cosa dopo dice Gesù? Che cosa afferma? E io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo, imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Nós stiamo vivendo in un mondo dove le persone vivono la paura, vivono la colpa, vivono questa sensazione di perdita. Viviamo in un mondo dove le persone soffrono e intorno a noi c'è questa crisi, questo grido, come abbiamo letto all'inizio del culto. Ossia, viviamo in un mondo dove la gente è disperata. E è interessante che quando Gesù trovava una persona disperata, portava un sollievo. E quando Gesù vai in cielo, lui dice: io lascerò sulla mia chiesa la potenza. È la mia chiesa adesso che vedrà la gente in sofferenza, la gente che soffre, e è la mia chiesa che porterà la gente a un sollievo, a una guarigione. Perciò sono le persone intorno a noi che soffrono. Quante persone noi troviamo ogni settimana che stanno gridando per un sollievo, e noi tante volte che cosa faccio? Manifesta le parole del Signore, manifesta la presenza di Gesù, e tu vedrai o sollievo. Perciò le persone che vivono oggi intorno a noi hanno bisogno di un'aria. Tu senti che tu sei responsabile di portare un sollievo alle persone? Interessante que quando Jesus estava parlando in questo capítulo, eu sempre digo, a parola de Deus não é uma coisa escolegata uma com a outra. A parola de Deus é tudo um colegamento. E lui estava fazendo um capítulo muito difícil. E era um capítulo que Jesus estava anche combatendo i religiosi. In quel momento, Matteo 11, loro stavano cominciando a dire: chi è Giovanni Battista? Non accettiamo Giovanni Battista, dobbiamo ucciderlo. Chi è questo Giovanni Battista? In Matteo 11, Gesù stava dicendo: in verità vi dico che fra nati delle donne non è sorto nessuno maggiore di Giovanni Battista. Gesù stava difendendo quello che è stato prima di lui, che era Giovanni Battista. Dopo Gesù racconta la durezza del cuore di quella gente. Matteo 11, 18 e 19. Difatti è venuto Giovanni che non mangia e non beve, e dicono: a un demônio. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve, e dicono: ecco un mangione e un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma la sapienza è stata giustificata dalle sue opere. Oh, esseri umani, religiosi, no? Ah, non mi piace quello perché lui non mangia e l'altro mangia tanto. E come è difficile soddisfare le persone. E Gesù stava criticando loro. Ah, avete preso Giovanni Battista, adesso state prendendo a me. Dopo Gesù comincia a fare un paragone molto interessante e continua in Matteo 11, 25. In quello tempo Gesù prese a dire: io rendo lode, o Padre, Signore dei cieli e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e hai rivelate ai piccoli. Con la gente che si sentiva sapiente, non adoravano il Signore, giudicavano. Ma Gesù ha detto: Padre, ai piccoli, a questo tu hai rivelato. E quanto è prezioso vedere questa mano di Dio che agisce in questo modo meraviglioso. È interessante che Gesù ha anche usato: avete visto tanti miracoli, ma non mi hanno creduto. Tante volte abbiamo vissuto tanta esperienza con il Signore e dopo abbandoniamo. Una delle cose che eu sempre dico che ferisce a noi come pastori è vedere che noi abbiamo pregato per una persona, per una guarigione, per un lavoro, per una trasformazione, e dopo che succede tutto questo, le persone non vengono più in chiesa, perché adesso tutto va bene. Ma quando c'era una malattia, quando c'era una mancanza di lavoro, quando c'era un problema qualsiasi, ero sempre presente. E Gesù ha condannato loro per questo. Perché non riconoscete l'adorazione a Dio, non vedete che grande cosa il Signore fa. Perciò i grandi non riescono a vedere il Signore, ma i piccoli credono. E adesso Gesù parla di questo prezioso brano che abbiamo letto prima. Così
la gente che non aveva fiducia, adesso Gesù comincia a parlare di un testo, di un sollievo, di un riposo per dare fiducia. Perciò Gesù comincia a parlare di questo prezioso brano e dice: sei stanco della religiosità? Tu sei stanco di cercare una risposta dove non trova nessuna risposta? Tu sei stanco della sofferenza e non c'è un'azione di qualcuno verso di te? Tu sei stanco di cercare negli uomini sapienti una risposta? Tu sei stanco di cercare in mezzo alle chiese una risposta che non ti danno? Tu sei stanco di camminare con la gente che si lamentano di tutto, avendo tutto? E Gesù stava dicendo: sei stanco di questo? Sono io che posso darti un sollievo. Sono io che posso dare un riposo. Perciò Gesù vede la gente che era stanca e non c'era una risposta. I religiosi davano un peso e non un sollievo. Sei stanco. E la Chiesa in questo momento deve agire. Questa settimana nell'incontro di preghiera, è stato lunedì, un membro della nostra comunità che abita lontano ha cominciato a piangere, che era nella mia sala, io penso che si ricorda, a piangere, Pastore Caio, io non riesco ad andare in chiesa, perché ogni domenica io devo lavorare. Lei abita nell'ultima isola di Venezia, sono 3 ore per arrivare qua. Ogni tanto lei viene, ma ogni tanto. Io quando lei piangeva, e eravamo in 12 in quella sala, mi sembra 11 o 12, io stavo vedendo quella situazione. Quanti di noi abbiamo l'opportunità per ogni domenica essere na chiesa e dove siamo? Sdraiati sul nostro letto a casa, camminando per strada e não vivendo na experiência de estar com o povo de Deus e cercare un sollievo pela nostra anima che soffre. È nella Chiesa che troviamo questo. Vediamo storie di dolore e sofferenza e tante volte che cosa noi facciamo? Prendiamo una pietra per lapidare. Ma la Chiesa non funziona in questo modo. La Chiesa è un luogo di riposo. La Chiesa è un luogo di sollievo. La Chiesa è un luogo di guarigione. Altrimenti noi non siamo una Chiesa, siamo un club che portiamo i pesi alle altre persone. Questa ragazza stava gridando per un appoggio. Che mio datore di lavoro possa dare una domenica libera, che io possa venire a Treviso e adorare il Signore. Eu penso que ele pode estar seguindo hoje o Sarau Pomeriggio e sentirá tutta questa lode, questa preda, que sentirá, eu vou estar lì. Nós não possiamo sprecare le opportunità che Dio ci ha donato. Perciò la Chiesa è un luogo di sollievo, è un luogo di riposo, è un luogo di pace. Io vorrei leggere una storia che tutti noi conosciamo, una storia bellissima, è una storia che Gesù ha dato. Neanche io ti condanno. Di quale storia che noi stiamo parlando? È questo il titolo, no? Sai che io litigo chi ha scritto questo titolo perché io sempre lavoro una donna che è stata perdonata. Ma Caio anche pensa così, una donna adultera. Ma quando vediamo la fine di una storia, una donna perdonata. Leggiamo la storia di questa donna perdonata. Giovanni 8, 1-11. Gesù andò ao Monte degli Olivi, versetto 2. All'alba tornò dove era? Nel Tempio. E tutto il popolo andò da lui, ed egli, seduto-si, li istruiva. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna colta in adulterio. E fatale stare in mezzo, gli dissero, Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Ora, Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare tale donne. Tu, che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere com il dito in terra. Non sappiamo che cosa lui ha scritto. Questa è una delle curiosità che io porterò in cielo. Scrive com o dito in terra. E siccome continuava a interrogar-lo, ele, alzato il capo, disse loro, chi di voi è senza peccato, scali per primo la pietra contro di lei.
e chinatosi di nuovo scriveva in terra. Essi, udito ciò, e accusati dalla loro coscienza, uscirono a uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. E Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù, alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannato? Ela rispose: Nessuno, Signore. E Gesù le disse: Neppure io ti condanno. Va e non peccare più. Interessante questa storia. Ma sa che quando stavo preparando questa meditazione, sono dei punti che mi ha colpito. Dove è successo questo evento? In quale locale? Era davanti a un fiume? Era per strada? Nel Tempio. Un luogo di guarigione, di sollievo, diventa un luogo di accusa. Chi ha fatto questa accusa? I religiosi. Una gente che doveva portare un sollievo, una salvezza, porta alla morte. Così, aggiornando la situazione, è nella Chiesa dove sono i maestri, i dottori, i cristiani che sono coinvolti na storia di peccato, e invece di portare una soluzione, un'accusa, invece di portare un sollievo, porta un'accusa. Quando la Chiesa diventa un tribunale, quando la Chiesa diventa un luogo di giudizio e accusa. Eu sempre dico, Chiesa é Chiesa, não é tribunale. Pastor é pastor e não é giudice. Nós siamo qua oggi come Chiesa per portare alla gente un sollievo na speranza, na vita. Quando i religiosi portano sbagli in modo pubblico, quando le persone creano un tribunale per uccidere e ammassare qualcuno, chi siamo noi? Quante persone abbiamo visto che ha sbagliato e noi abbiamo portato davanti a un altro? Lui, lei ha commesso questo sbaglio. Quante situazioni religiose portano, le situazioni vere, non sono pettegolezze qua, sono situazioni vere. E tante volte noi vediamo na realtà e invece di portare una soluzione cerchiamo di uccidere. Questo gruppo invece di avere una saggezza, invece di avere misericordia, invece di avere compassione, invece di vedere opportunità per guarire, manifesta un atteggiamento di ipocrisia. La Chiesa è un luogo dove ciascuno che entra qua deve uscire trasformato, guarito. La Chiesa è un gruppo di persone, sono le persone dove qualcuno che viene da me, io devo cercare di vedere un modo di trasformare e guarire questa persona che desidera. Tante volte la nostra superbia di sentirsi meglio che quella donna, noi giudichiamo. Tante volte la superbia di sentirsi meglio degli altri, noi critichiamo. Tante volte il nostro senso di sentirsi meglio degli altri, facciamo un'accusa e cominciamo a usare una pietra per uccidere le persone. La superbia di sentirsi giudice, manifestare giudizio in condanna. La gente non sa che Chiesa è Chiesa, non è tribunale. Tante volte noi condenniamo i nostri fratelli e le nostre sorelle che stanno chiedendo una trasformazione. Ci sono gente che non vuole essere trasformate, ma ci sono tanta gente che vive ancora nell'ignoranza, che stanno cercando una vita. Invece di guarire, noi portiamo alla morte. Ok, hai sbagliato? Prossima domenica c'è un'assemblea e cominciamo a lapidarti. Ok, hai sbagliato? Próxima settimana faremo um encontro com o nosso grupo qua e vogliamo lapidarti. Cosa devi fare quando vediamo qualcuno che è sbagliato? Cosa dobbiamo fare? Cosa si deve fare quando qualcuno sta cercando una soluzione? L'agire della Chiesa deve essere un agire diverso. È un sollievo. Qual è stata l'ultima canzone? Santo Spirito? Rivelami. Mi riempimi. Rivelami. Eu não posso caminhar com a minha carne. Eu devo caminhar sotto la guida dello Espírito Santo. E o Espírito Santo que não acusa, é um Espírito Santo que rivela, e adesso eu posso manifestar questa situazione di trasformazione. É vedere la opportunità di liberazione della gente. La gente soffre.
messaggio di grazia e di misericordia è molto più forte che un legalismo che esiste nella nostra mentalità umana. Grazia e misericordia è quello che Gesù ha insegnato e ha chiesto. È quello che noi dobbiamo manifestare alla gente che desidera essere trasformato. Punto 2 qua in questa storia. Questa donna aveva sbagliato. Che cosa lei aveva fatto? Aveva commesso? Leggendo la storia ho pensato. Lei ha fatto adulterio da sola? Ma hanno portato solo lei. Le femministe adesso diranno, pastore, io... Cominci a pensare, e l'altro? E l'altro personaggio? Quando noi siamo legalistas, noi cominciamo a separare le cose umanamente. E l'altro? E l'altra storia? Qua inizia un giudizio. O seu giudizio non è soltanto cercare di una condanna a quella donna, ma è già cominciare a separare le situazioni. Quando stiamo proteggendo chi sbaglia è pericoloso. Io non sto cercando di proteggere chi sbaglia, neanche Gesù. Perciò che Gesù ha detto, vá e basta. E non peccare più, basta. Ossia, chi sbaglia, noi dobbiamo parlare veramente della situazione per portare una restaurazione, a una trasformazione. E quando noi stiamo davanti a un peccato, e era um peccato grave, qual é o senso di Caio? Eu sempre faccio una battuta, non so se è giusto la parola in italiano, ring. Eu entro em quello logo lá para começar um combatimento, io contro io. Perché Caio in quel momento vuole manifestar la sua carne che accusa e c'è lo Spirito che rivela e io entro e comincio a combattere dentro di quello ring. Io comincio a avere una lotta di me contro me stesso. Già è successo questo con te o no? Con me succede sempre, e tante volte. E adesso io vorrei, Caio, io non posso manifestare io devo manifestare Dio. Io devo in questo combattimento inserire una piccola lettera che si chiama la D e fare che questo Dio sia più presente. In quello ring Caio possa essere ucciso e morto e manifestare Dio per cominciare a manifestare misericordia alla gente. Siamo molto aperti a fare la nostra giustizia umana. Siamo molto chiusi a vivere la misericordia di Dio. Galati 6:1. Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete carnali, prendete una pietra. Ma voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetude. Mi piace la parte finale. Tutto il versetto è meraviglioso, per favore. Ma la parte finale, ma bada bene te stesso, che il prossimo sarai tu. Che anche tu non sia tentato. Attenzione! Attenzione! Fratelli, se viene qualcuno sorpreso in colpa, rialzala quella persona. È la grazia. E è interessante che Paolo scrisse questa lettera a quale chiesa? A quale chiese? In tutta a chiesa della Galazia. E quale chiesa che stava cercando di ritornare a un legalismo? E che Paolo ha detto, ma voi state bene, camminate bene, che cosa è successo che state tornando adesso a un legalismo? Era questo gruppo di chiesa. E Paolo usa questo versetto. Non so se Paolo stava si ricordando, se Dio ha rivelato a Paolo. C'è una storia di Gesù con una donna che è stata perdonata. Paolo scrive questo versetto. Se qualcuno è in sbaglio, un sollievo. Gesù stava con una donna nella miseria di vita, non una donna che viveva questa storia in modo consapevole della propria distruzione umana. Io credo in modo molto chiaro che quella donna non sapeva tutte le conseguenze del danno che stava facendo, perché era accecata del peccato. E una persona accecata del peccato non misura le conseguenze di quello che fa. È completamente accecata. Noi non riusciamo a capire le persone perse, accecate, oscurate, ingannate, e noi cominciamo a manifestare tanto il nostro legalismo non la misericordia. Eu vorrei condividere con voi 3 brani biblici qua che è molto interessante per la nostra vita, per ritornare a quello che io ero. Romani 3, 23, 24. Tutti, chi ha peccato? Compreso io, compreso te. Tutti hanno peccato e sono
prive della gloria di Dio, ma sono giustificato gratuitamente pela sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Quando eu cado in questa trappola, eu devo ricordare che anch'io ho peccato. Efesini 2, 1, 2. Dio ha vivificato anche noi, voi che eravate, come era quella donna? Morta nelle vostre colpe e nei vostri peccati. Qual è la coscienza di un morto spiritualmente? Nessuna. Noi eravamo morti, voi eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati. Eravamo dipendenti, eravamo schiavi dei peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, accecati. Colossesi 2,13, solo la prima frase. Voi che eravate morti nei peccati. Chi era morto nel peccato qua? Ero io. E eu me ricordo bene, eu não misuravo le consequenze dei miei atti, eu não misuravo le consequenze dei danni che eu estava facendo alla gente, eu não misuravo le consequenze di tutti i mali che eu estava facendo alla gente, perché eu ero morto nel peccato, eu ero oscurato di quello desiderio della carne, e quella donna viveva questa storia, perciò eu não posso giudicare. Eu devo portare a lei una parola di grazia, di misericordia, di sollievo, in modo che se lei si trasforma, alleluia, possa togliere il prosciutto sugli occhi e vedere le cose adesso con gli occhi di Dio e pensare, ma dove ero io in quel periodo? E oggi io ho vergogna di tutto quello che ho vissuto, perché è caduto questo prosciutto sui miei occhi e adesso posso vedere con gli occhi di Dio. Viviamo in un mondo più religioso invece di un mondo più cristiano. La gente condanna, la gente sanziona, la gente si allontana, la gente punisce. Noi siamo così. Le persone sbagliano perché tante volte sono morti nel peccato. E il peso del peccato uccide. E le persone non conoscono la via, la verità e la vita, che è Cristo Gesù. Noi siamo nauseati di quello che lanciano una pietra. Noi siamo nauseati di quello che accusano i fratelli e sorelle perché hanno sbagliato. Noi siamo nauseati di quello che accusano gli altri per il peccato che hanno commesso. Basta. Hanno peccato. Cerchiamo di dare un sollievo. Cerchiamo di dare vita. Se la persona vuole, alleluia. Se la persona non vuole, ha perso di sentire la grazia e la misericordia del Signore. Interessante che c'è un testo che Gesù ha lasciato sul Sermone do Monte, che noi abbiamo nei nostri occhi una grande trave. E negli altri non riusciamo a vedere le pagliuzze. Chi ha la trave? Sono io. La pagliuzza è con gli altri. Finiamo questa storia qua. Quando Gesù ha detto neppure io ti condanno. Questo è Gesù. Questa è la vita cristiana. Questa è la vita. Questa è la Chiesa. Neanche io ti condanno. Questa è la Chiesa. La vera Chiesa non esiste una condanna, non esiste un abbandono, non esiste uccidere quello che sbagliano. No. La Chiesa è quella che dà vita alle persone che desiderano camminare nella presenza do Signore. Quante volte la gente dice, ma pastore, come è possibile che dentro della Chiesa esista questo? Esiste. E può darsi che questa storia della donna dentro della nostra Chiesa non sia tanto forte. Esiste. E se noi cominciamo a leggere la parola del Signore, noi vedremo che tutte le chiese erano difficili. Perché ci sono delle persone ancora peccatori che stanno passando per un momento di trasformazione, ma che devono passare pela trasformazione. Tante persone cercano di cambio di chiesa in chiesa perché cercano di trovare la chiesa perfetta. Dal momento che eu entro in una chiesa, ela non sarà più perfetta. Corinto non mi serve perché esiste immoralità. Vado alla chiesa di Filippi, non mi serve perché sono delle donne che fanno delle pettegolezze.
Vado alla chiesa di Colosso, cercano l'altra chiesa, sono filosofie strane. Ci sono delle cose strane in questa chiesa che predicano. Ok, vado a Efeso, trovo in quella chiesa una bella dottrina, ma abbandonano i fratelli piccoli, neoconvertiti nella fede. Ok, vado a Tessalonica, ma là è una mancanza di cura delle persone e ci sono dei pigri che non lavorano. E così è la chiesa. Così quando finisce in Ebrei troviamo che cosa? Non abbandonate la vostra congregazione. Non abbandonate la vostra congregazione. È questo il principio. Perciò è dentro della Chiesa che io devo essere parte attiva per guarire le persone. Io devo essere parte attiva per dare un sollievo. Io devo essere parte attiva di vedere il problema e portare adesso una soluzione. L'unica Chiesa tante volte per noi è la Chiesa del Caio degli ultimi giorni. Sembra che è l'unica Chiesa perfetta. È la Chiesa dei Santi degli ultimi giorni. È la Chiesa, e tu puoi inserire il tuo nome, degli ultimi giorni. Sembra che è la Chiesa perfetta. Così vado a casa, io da solo, perché anche se sto con la mia moglie já è un disastro. Vado a casa e da solo rimango nella mia vita monastica, dove penso che mi basta. Se eu vorrei vivere una esperienza con il Signore Gesù e manifestare un sollievo, una guarigione, io devo stare in mezzo alla gente e con la maturità di portare questa gente a una guarigione. Chiesa è perseverare in restaurare persone. Chiesa è perseverare in restaurare persone che desiderano un cambiamento e una trasformazione. Che vogliono. Questa settimana, penso che lunedì o martedì, stavo leggendo um texto bíblico e mi ha colpito una parte. E è interessante, ma io avevo pensato su questa storia. Dio criò tutto. Dio criò anche gli angeli. Ma una parte degli angeli si sono ribellati. E è interessante che Dio ha lasciato. La creazione di Dio si ribella contro Dio. Gli angeli si sono ribellati contro Dio e Dio ha lasciato. E dopo non c'era speranza per loro. Sono diventati demoni. È interessante che l'uomo, la creazione di Dio, si è ribellato. Ma Dio lo ha lasciato con le sue conseguenze. Ma Dio ha offerto Cristo Gesù per trasformare. Gli angeli non hanno avuto più opportunità. Noi abbiamo opportunità. Noi abbiamo opportunità perché c'è Cristo Gesù. Tra poco staremo celebrando la cena del Signore, perché ricordare che anch'io ho avuto opportunità. E noi abbiamo, se desideriamo. Perciò io non ti condanno, Caio, ma Caio, va e non peccare più. Perciò che Gesù dice a tutti noi, io non ti condanno, va e non peccare più, perché da parte mia tu sei stato liberato, liberata. La gente che entra in questa comunità deve uscire con sollievo, trasformata. La gente che entra in un contatto con il fratello di questa comunità deve uscire trasformata, con sollievo, guarita. Perché questa è la Chiesa di Dio. Cristo Gesù manifesta la sua grandezza in mezzo al suo popolo, usando ciascuno di noi. Venite a me, voi che siete stanchi. Venite a me, voi che siete tribulati. Venite a me, voi che state male. Io vi darò riposo. Tante volte noi lasciamo questo testo molto spirituale, e è spirituale. Ma chi darà riposo non è un Gesù fisico, è un Gesù in mezzo alla sua Chiesa. Io troverò riposo, non è con un'esperienza mistica con Gesù. Io troverò riposo con un'esperienza con Gesù in mezzo alla sua gente. Vuoi essere guarito? La Chiesa è qua. Tu vuoi essere trasformato? La Chiesa è qua. Tu vuoi essere una nuova persona? La Chiesa è qua. Se tu non vuoi,
A decisão é tua. Mas se tu desidera, siamo pronti a camminare com te. Eu não te condeno, mas basta com o peso do pecado. Lascia o teu pecado e tu troverai riposo in mezzo alla gente. È prezioso adorare. È prezioso studiare la parola. È meraviglioso pregare. È meraviglioso stare con la gente. È meraviglioso portare una parola di guarigione e trasformazione. La Chiesa viva è la Chiesa che porta sollievo. Amém? Preghiamo. Eu posso predicare questo messaggio perché sono stato frutto di una Chiesa che mi ha guarito. Perciò io credo nella Chiesa che guarisce. E vorrei che la nostra Chiesa sia una Chiesa come Gesù affermò. Non vogliamo degli scribi farisei dentro di un tempio, ma vogliamo un Cristo Gesù che afferma una semplice parola: io non ti condanno, va e non peccare più. Una sola frase di Gesù, una sola frase di un fratello, di una sorella, può darci la liberazione e la guarigione e il sollievo. Un solo sguardo, un solo abbraccio, una sola stretta di mano, una sola presenza. Nosso Padre, o quanto è prezioso vedere quello che tu fai. Noi abbiamo questa giustizia umana che combatte dentro di noi. Io confesso, Padre, io soffro con questo. Ma c'è una giustizia tua, Padre. Una giustizia tua che guarisce, che dà un sollievo, che dà una pace. E questa giustizia, Padre, che Santo Spirito riempie, rivela che io possa vivere questo Santo Spirito e manifestare alla gente. Non è un'esperienza mistica per me, è un'esperienza viva con te verso gli altri. Usa la mia vita, usa la mia vita in esperienza viva con te. Ti ringrazio, Padre, perché troviamo tante persone malate, sofferenti nei dolori, e che possiamo portare la guarigione con la tua parola. In nome di Gesù. Amen, Signore. Amen, Chiesa. Noi vogliamo adesso, come Chiesa, celebrare la cena del Signore. Non so da quanti mesi, non so da un anno forse che noi celebriamo la cena. Noi vogliamo qua, per favore, fare tutto in modo giusto, tutto in modo corretto. Stiamo cercando le protezioni massima, ma vogliamo celebrare la cena con la presenza di Cristo Gesù in mezzo a noi. Abbiamo un pane che ci fa ricordare il corpo. Abbiamo il calice, il vino che ci fa ricordare il sangue. Noi faremo un po' diverso oggi qua, ok? Avremo qua 3 diaconi insieme a me. E voi venite oggi davanti. Ah, pastore Caio, ma mi sembra sì. Ma la Bibbia non dice niente di diverso di fare così o no. E voi prenderete il calice dalle nostre mani, staremo cercando di usare le protezioni qua. Daremo a voi il pane con una pinzetta e cerchiamo di fare in modo protettivo a voi. Eu vi chiedo un po' di, come si dice, di ordine. Venire da questo gruppo di qua, venire da questa parte e ritornare per questo corridoio. Questo gruppo di qua, venite da questa parte e tornate per questo corridoio. Tante volte le persone dicono: Pastore Caio, chi deve celebrare la cena? È quello che hanno confessato Cristo Gesù come Signore e Salvatore. Se tu ce l'hai Gesù nella tua vita, tu devi partecipare. Se tu non ce l'hai Gesù, no, tu non devi celebrare perché non c'è significato per te. O significato è se io ce l'ho un'esperienza con Cristo Gesù. E è in questo modo che staremo celebrando la cena, ok?
Quelli che devono aiutarmi, per favore, potete venire davanti. E faremo cercando di qua 2 persone di qua, 2 persone di qua, senza creare agglomerazioni, e possiamo celebrare questa cena in libertà. La cena è per tutti quelli che credono. Se tu sei dell'altra denominazione, dell'altra comunità, puoi partecipare se tu ce l'hai Cristo Gesù nella tua vita. Amen? Staremo ascoltando una musica. In questo momento staremo cercando di partecipare, celebrare questo momento. Così venite una persona starà davanti a uno, dopo davanti all'altro, e potete ritornare e aspettate uno per gli altri. E dopo staremo mangiando e bevendo insieme. Ok? Le persone mi dicono, Pastore Caio, ma non sono stato battezzato o battezzata, posso celebrare? Se tu ce l'hai Cristo Gesù nella tua vita, tu già ce l'hai l'esperienza con Lui, puoi celebrare sì. O importante è Cristo Gesù nella tua vita. E è questa celebrazione che faremo adesso. Ascoltiamo una musica e staremo preparando a cena. Potete iniziare già a venire di queste parti. Scese nelle tenebre.
C'è qualcuno che non hai preso ancora il pane o il calice? Il gruppo della musica può adesso andare metade lá, metade qua a prendere. Se tu sei a casa e tu vuoi celebrare, scusa, non parlate prima, ma prendi il pane, prendi un calice e possiamo vivere questa esperienza insieme, la celebrazione della cena del Signore. Facciamo insieme anche adesso a casa. Possiamo prendere il pane? Possiamo in questo momento ricordare il sacrificio di Cristo sulla croce. Possiamo ricordare questo pane, ci fa ricordare un corpo che è stato trafitto, sofferto per noi, per te. Possiamo celebrare questo momento e mangiare insieme questo pane. Mangiamo e ringraziamo. Pietro, tu puoi pregare dopo. Amém, Senhor. Prendiamo il calice, possiamo ricordare il sangue di Cristo Gesù che ci ha purificato di tutti i nostri peccati. Siamo liberi. Possiamo arrivare alla presenza del Padre, di Dio, pregare, parlare con Lui, perché c'è il sangue puro, senza nessuna macchia, un agnello perfetto di Cristo Gesù. Beviamo insieme. Grazie, oh Padre, per questo momento, questa celebrazione della tua cena, la cena del Signore. Grazie, oh Padre, che possiamo ricordare quello che tu hai fatto per noi sulla croce, il tuo sacrificio, un sangue, il perdono dei nostri peccati. Ti ringraziamo, Padre, o quanto è prezioso vivere questa esperienza insieme ai fratelli e sorelle e vivere questa esperienza con la tua gioia, Padre. Benedice la tua Chiesa, il tuo popolo, Padre, e che questo sacrificio possiamo sempre ricordare, perché è un segno di che adesso abbiamo la liberazione in te. Nel nome di Gesù, grazie, Padre. Amém, Senhor. Amém. Eu penso que avete visto tanti fratelli e sorelle senza la mascherina adesso quando stavano bevendo e mangiando, no? Eu disse, sei tu. Adesso non possiamo dare un abbraccio, ma possiamo fare un sorriso alle persone intorno a noi e dire che Dio ti benedica e che questa cena sia un marchio importante nella nostra storia. Un sorriso alle persone al tuo fianco, togli la mascherina, veloce, inserisci novamente e che possiamo continuare a lodare il nostro Dio. Amém? Che Dio ti benedica e che possiamo vivere questa esperienza. Se potete portare dopo qua il calice, penso che è più sicuro, Jonas, di raccogliere, ok? Lasciamo un po' qua e potete portare dopo davanti, ok? Cantiamo quale cantico? Il tuo nome amore è forte? Mentre cantiamo il momento dell'offerta, delle decima, e possiamo fare questo con tanta gioia. È un momento che noi dobbiamo consacrare la nostra vita al nostro Signore. Facciamo questo momento delle raccolta, delle decima, di un'offerta e con gioia al nostro Signore. Possiamo stare in piedi? E celebriamo. Se tu sei a casa e vuoi stare in piedi, canta in piedi e adoriamo il nostro Dio in questo momento. Alleluia. Ok. Dove è Emerson? 3, 2, 1. È Marcelo, via.
amore agisce come un mistero che mi porta in alto e libero mi fa. Alleluia, 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 canta in me tuo amore. Alleluia, 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 canta in me tuo amore. Possiamo in questo momento adorarti, possiamo cantare, offrirti, oh Padre, quanta gioia nel nostro cuore per tante cose che tu ci hai donato. E a nostra gratitudine, il nostro ringraziamento, oh Padre, è fare vedere, oh Padre, a me stesso e fare vedere a te una dimostrazione pratica, Padre, di tutto quello che ho ricevuto da te. Siamo grati. Grazie per la tua Chiesa, il tuo popolo, la tua gente. Benedici ciascuno, Padre, che la tua grazia sia con noi in ogni momento, il tuo grande amore. E ti ringraziamo, Padre, perché possiamo camminare sotto la tua presenza. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Potete accomodarvi? Sono 2 o 3 avvisi qua veloci. Vorrei ringraziare a tutti voi che siete qua oggi la prima, seconda, terza volta. Grazie della vostra presenza. Che Dio ti benedica sempre e che possa camminare sempre in questo grande amore di Dio, nella pace, nella serenità che Dio ci offre. Abbiamo delle tribolazioni, delle difficoltà, ma quando stiamo con Gesù possiamo sopportare e vivere. E che Dio ti benedica in questa settimana. Grazie alla tua presenza e siamo qua. Possiamo sempre camminare insieme in questa ricchezza. Ok. Avete visto che c'è una aiola qua giù che è stata un po' sistemata ieri? Stiamo piantando qualche albero. Se tu vuoi fare una donazione di un albero, potete venire qua e tu stesso a piantare quell'albero, ok? Ok? E un giorno tu ricorderai, dopo 2 anni, 3 anni, 5 anni, quell'albero sono stato io. Un fiore! E noi vogliamo lasciare quella aiola già molto bella. Já abbiamo parlato con il proprietario di questo locale, se possiamo usare questa aiola. Lui ha detto ok, si può. E grazie alle persone che già stanno aiutando. E è un servizio. Se volete venire qua, porta una zappa e sarà bellissimo, ok? Con me è successo qualcosa in mano dopo che ho usato un po' la zappa, ma succede, ok? E è prezioso vedere questo che possiamo lasciare più bello, questo locale dove adoriamo il nostro Dio. L'associazione já ha iniziato qua dei corsi di pittura, che se tu vuoi più informazioni potete parlare con la Roberta Cavazin, e già sono degli allievi, e è prezioso vedere le persone che stanno arrivando qua e conoscendo anche questa comunità e vivendo questo grande amore di Dio, ok? Já iniziato il corso di pittura, se tu vuoi coinvolgerti, parla con la Roberta, e stiamo per iniziare un corso anche di ginnastica dolce. Eu ho fatto una battuta con Anna, ok? Per i più anziani, Pastore Caio. Ok, vogliamo usare questo spazio qua per la ginnastica dolce e stiamo cercando tutta la parte dentro delle norme, ma se tu vuoi più informazioni, parlate con la Anna Menegon, ok? E stiamo iniziando qua. Ok? Corso di mentoria, questa parola che non esiste in italiano, per mentori. Noi stiamo preparando, organizzando, eu penso che tra 2 settimane faremo un corso qua, e di un modo di camminare con la Chiesa. Abbiamo più o meno 30 coppie di mentori qua della Chiesa e stiamo preparando questo di una Chiesa che possa camminare un mentore con l'altro e sarà una cosa che sarà diffusa anche nelle altre sedi. Ok? Grazie. Dio ti benedica. Una buona domenica e un ciao.